Una buona giornata, bentrovati, eccoci in diretta, prima edizione di oggi di Antenna 3, quindi prime notizie dal territorio con i collegamenti delle nostre redazioni del Veneto. Ci sarà parecchia cronaca in questa giornata, torneremo naturalmente a parlare delle nozze di Jeff Bezos, tra poco ci collegheremo con la collega Anna Maria Parisi, vi ricordo oggi mercoledì anche l'appuntamento alle 13:30 con la CGIL, parleremo in particolare dei diritti dei pensionati. Allora andiamo subito, perché la vedo già pronta, da Anna Maria Parisi a Mestre insieme a Sandro Ponchio, perché ci sono state nuove proteste anche piuttosto clamorose. Poi questa mattina proprio la nostra Anna Maria ha raccolto le parole del prefetto Darco Pellos. Anna Maria, a te, buongiorno. Sì, eccoci, buongiorno Lina, a te e ai nostri telespettatori e telespettatrici. Nuove proteste sempre contro le iniziative dell'amministrazione comunale, tra cui naturalmente al centro una su tutte, quella del matrimonio ultramiliardario di Jeff Bezos Sanchez, sposi attesi proprio in queste ore, il cui arrivo è previsto a Venezia a brevissimo. Col matrimonio, lo ricordiamo, che si terrà sabato prossimo. Dunque il prefetto l'abbiamo intervistato poco fa qui da Mestre sulla questione delle misure straordinarie che verranno adottate tanto per questo evento comunque privato e che riguarda in ogni caso l'intera città, quanto per le misure straordinarie visti gli echi di guerra con le iniziative prese anche a livello locale qui da noi su disposizione del Viminale. Nel frattempo, come dicevi tu, nuova protesta degli attivisti di Extinction Rebellion che sono saliti lungo la gru a Venezia, che sta effettuando il restauro dell'hotel Danieli, che ospiterà molti degli ospiti per il matrimonio Bezos Sanchez, e hanno srotolato uno striscione lungo 50 metri che inneggiava al fatto di tassare i ricchi per ridare al pianeta, così la scritta lungo lo striscione. Vestiti da Robin Hood, i 4 attivisti sono saliti imbragati con caschetto e appunto imbragatura. Sono stati poi fermati dalla polizia locale e sono stati portati in questura, dove sono stati denunciati per violazione di domicilio e invasione di edificio. Ma sentiamo, a proposito di quanto detto poco fa, quali le misure straordinarie di sicurezza adottate in città, con l'intervista rilasciateci dal prefetto Darco Pellos poco fa, e poi linea di nuovo a te allo studio. Non si tratta assolutamente di una Venezia blindata, si tratta di una Venezia serena e sicura. Serenità e sicurezza vuol dire sì, mantenere elevato il livello di attenzione da parte di tutte le forze di polizia, soprattutto in relazione al contesto internazionale, alcune manifestazioni di dissenso legittime che si svolgeranno e sulle quali verranno concentrate le forze dell'ordine. Per quanto riguarda gli eventi privati, sono eventi privati che si autogestiscono. La presenza nell'ambito di questi eventi privati di personalità di livello straniero molto elevato inducono ad avere atteggiamenti prudenziali complessivamente intesi. Ma io soprattutto penso alla serenità per la popolazione, la serenità per i nostri turisti, la serenità per tutti coloro che svolgono attività economiche sul nostro territorio. Il primo interesse dell'amministrazione della prefettura e dell'amministrazione dell'interno è per la città di Venezia, per i suoi abitanti, per i suoi turisti. Ecco, dopo i bombardamenti degli Stati Uniti all'Iran, comunque sono state rafforzate, secondo disposizioni del Viminale, quindi nazionale, tutte le misure di sicurezza da noi in Italia. Per quanto attiene Venezia, qual è la situazione, con quali siti attenzionati? Vedete come anche un evento privato abbia avuto un rilievo di carattere internazionale straordinario. Qualsiasi cosa avvenga a Venezia ha un riverbero a livello internazionale elevatissimo, per cui non possiamo che mantenere un'attenzione straordinaria. La presenza in più di personalità straordinarie, come possono essere quelle che partecipano ad eventi privati, e non si parla soltanto di questa vicenda specifica del matrimonio, ma anche quella
di una mostra d'arte come quella della Biennale Architettura. La presenza del Ghetto ebraico ci inducono necessariamente, perché qualsiasi cosa avvenga a Venezia ha un rilievo internazionale e quindi diventa anch'essa un obiettivo. Per questo siamo molto attenti, cerchiamo di mantenere l'attenzione al massimo livello, tenendo presente che lo sforzo deve essere di tutti e quindi chiedo davvero anche ai cittadini di dare ogni segnalazione di turbativa che può essere utile alle forze dell'ordine. Così dunque il prefetto di Venezia, grazie ad Anna Maria Parisi e Sandro Ponchio per questo collegamento. Allora noi continuiamo a parlare di questo tema, di come la città si sta preparando, ripercorrendo le novità delle ultime ore nel servizio realizzato dal nostro Filippo Fois. Mentre aumenta la frequenza di jet privati e aerotaxi in atterraggio al Marco Polo, imbarcazioni di lusso gettano gli ormeggi in laguna come il mega yacht da 122 metri del miliardario americano Shahid Khan. Sono le avanguardie di aria e di mare dei circa 200 ospiti invitati alle nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, un esercito di celebrità protagonista di 3 giorni di festeggiamenti dal 26 al 28 giugno che sono diventati un caso internazionale. La presenza di ospiti come Ivanka e Donald Trump Jr. innanzitutto costituiscono motivo di particolari precauzioni in ottica di sicurezza e in prefettura il Comitato Provinciale dell'Ordine Pubblico ha fatto il punto della situazione con i responsabili di tutte le forze dell'ordine. Oltre alle manifestazioni di dissenso locale, preoccupa l'aggravarsi delle tensioni internazionali dopo il bombardamento americano in Iran. Bezos mi risulta che faccia questo matrimonio che costerà dagli ultimi conti che ho visto fare 40-48 milioni, ma porterà anche una visibilità, una promozione del nostro contesto, che è una promozione internazionale. Qualcuno si è preso la briga di dire che vale circa 2,5 miliardi, vale più di 5 Super Bowl americani. A questo punto sorge spontanea, diceva quel signore la domanda, ma a che pro, visto considerato che Venezia è piena di turisti? È pro che comunque è una comunicazione internazionale, ma soprattutto ricordiamoci che anche quello che è la promozione è una promozione che io spero intercetti ad esempio molta filantropia a livello internazionale. Non tutti la vedono così. Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle hanno chiesto un'informativa al ministro degli Interni Matteo Piantedosi sul robusto apparato di sicurezza che dovrebbe blindare Venezia durante i festeggiamenti. Ricordando che Amazon è sottoposta ad indagini per sfruttamento dei lavoratori, Angelo Bonelli ha parlato di una città comprata per 3 giorni in una sorta di celebrazione sfrenata del lusso. Secondo Fratelli d'Italia, invece, Piantedosi non dovrebbe riferire in aula su questo argomento perché il ministro dell'Interno non è un organizzatore di matrimoni e ogni giorno ci sono manifestazioni che bloccano strade e attività economiche senza che nessuno chieda informative urgenti alla Camera. A continuare così, immagino che qualche altro VIP che vede tutta sta scena dirà, beh, visto che dobbiamo sposarci, dobbiamo fare i 18 anni della figlia o del figlio, sto giro andiamo a Saint-Tropez, andremo a Parigi, andremo da qualche altra parte, a Monte Carlo. A me non sembra una bella soluzione questa. Di certo non abbiamo incentivato i futuri eventi, così li deprimiamo. Dopo le azioni degli ultimi giorni, sabato sono annunciate non una ma 4 manifestazioni, o meglio 4 presidi via acqua e via terra, con musica e interventi e allestimenti organizzati dal collettivo veneziano No Space for Bezos, sul ponte Niccolò Pasqualigo in Strada Nova, nelle fondamenta Santa Caterina, della Misericordia e dell'Abbazia. I partecipanti sono consigliati di portare gonfiabili, strumenti musicali e in caso costume da bagno con maschera e boccaglio. E sulle nozze di Bezos è tornato questa mattina da Venezia anche il sindaco Luigi Brugnaro. Sono orgoglioso che Bezos e i suoi amici vengano a festeggiare il matrimonio qui, l'abbiamo invitato noi e siamo convinti che Venezia abbia assunto un ruolo mondiale da questo punto di vista, così in ansia il sindaco Brugnaro. Poi ognuno si tiene le sue idee, siamo in democrazia, questa è la nostra posizione. In merito alle contestazioni, Brugnaro ha ribadito che sono la regola della democrazia, se fatte in maniera pacifica non fanno né paura né tantomeno danno fastidio, poi qualcuno si pesa per quello che dice, qualcuno per quello che fa. Adesso hanno spostato la protesta anche contro la guerra, ha proseguito, vorrebbero strumentalizzare Venezia come palcoscenico per legittime convinzioni. La domanda è: se lo fanno loro, lo potranno fare altri un domani? Così Brugnaro. Poi c'è stata nelle scorse ore anche una pioggia di disdette e cancellazioni, visto che la logistica di questo matrimonio è cambiato più volte.
Con ogni probabilità anche il fatidico sì tra gli sposi sarà concentrato in Arsenale, intanto segnalato appunto, come avete visto, l'arrivo dei primi mega yacht. No Bezos, un altro striscione è comparso nella notte davanti all'ingresso del ristorante La Pagoda in Lungomare Marconi al Lido di Venezia, dove giovedì sera si sarebbe dovuto tenere con il ristoratore dei divi Luca Prader il primo grande evento della 3 giorni del matrimonio da favola in laguna di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Il benvenuto ai circa 200 ospiti si sarebbe dovuto tenere perché poi in mattinata gli organizzatori hanno comunicato dispiaciuti al ristorante che l'evento è annullato, specificando però che Jeff Bezos pagherà tutto comunque quello che era stato pattuito per la serata, compresa la cena e i servizi. Cambiano dunque anche il programma e le sedi di riferimento, il campo d'azione per le nozze si restringe. Niente ricevimento matrimoniale degli sposi alla Scuola Grande della Misericordia, dove in mattinata è stato smantellato tutto ciò che era stato predisposto per il grande evento. Tutte queste proteste di coloro che non vogliono il matrimonio di Bezos a Venezia siano assolutamente assurde. Venezia dovrebbe essere onorata come città che alcune persone di prima fascia nel mondo, nella finanza, nell'impresa, nello spettacolo, decidano di venire a Venezia per festeggiare il loro matrimonio in quella che è considerata da sempre la città dell'amore. Quindi pensare di contestare questo tipo di eventi è un errore grave. Tutta la città trae linfa da questi appuntamenti, ribadisce Pancera. Intanto in mattinata si sono visti attraccare a Venezia i primi mega yacht, quello da 122 metri del miliardario americano Shahid Khan. Ad esempio si trova ormeggiato alla Marittima, sulla banchina tradizionalmente riservata alle grandi navi. In punta della dogana invece, davanti al bacino di San Marco, quello da 70 milioni di dollari di Bill Miller. Anche per l'economia della città, perché tante piccole e medie aziende lavorano grazie alla possibilità di organizzare grandi eventi che spesso riescono a far riequilibrare i conti aziendali in una stagione, per esempio, come quest'anno, che porta dei segni meno 10, meno 20, meno 30% in tante aziende della città, e la possibilità di poter attingere ad eventi così importanti con budget così corposi sicuramente sono un'occasione da non perdere e che di certo danno poco fastidio alla città ma portano tanta ricchezza. L'hotel batte sempre l'ansa più lussuoso di Venezia, La Man, lo stesso che ospitò il party di nozze di George Clooney e la moglie Amal nel 2014, sarà da domani anche il nido della coppia Bezos-Sanchez in vista dello scambio di anelli che viene dato per certo venerdì 27 giugno. Nel resort sul Canal Grande, pensate, un 7 stelle. All'interno di Palazzo Papadopoli sono già in corso i preparativi per accogliere Mister Amazon e Signora nel massimo riservo e con tutti i paraventi possibili. Davanti all'ingresso d'acqua dell'albergo è stato allestito sul pontile un gazebo a righe bianche e blu per proteggere la privacy dei Bezos e degli altri ospiti VIP attesi nel resort. Intanto negli approdi di Venezia si affollano nuovi yacht di miliardari arrivati ieri verso sera. Ce n'è davvero per tutti i gusti. Allora, noi lasciamo intanto questa pagina, ma poi naturalmente pronti a darvi altri aggiornamenti su questo matrimonio davvero dell'anno che sta in questo fine settimana facendo puntare tutti i riflettori su Venezia. Partiamo con la cronaca adesso e ci spostiamo subito su Padova. Perché la polizia ha fermato i 2 presunti autori dell'aggressione a colpi di pistola e coltello avvenuta il 20 giugno scorso a Brusegana tra 2 gruppi di stranieri.
Buongiorno da Padova. Sono stati individuati e denunciati i responsabili di una violenta aggressione avvenuta venerdì mattina in zona brusegana vicino ad un supermercato. Un'aggressione a colpi di pistola a salve e coltelli, l'agguato ad un 27enne tunisino per ragioni legate alle zone di spaccio. I due denunciati sono due connazionali, anche loro appunto tunisini, un 32enne irregolare, un 22enne richiedente asilo, entrambi con precedenti per droga. Come dicevamo, l'aggressione è avvenuta all'esterno di un supermercato dove il 27enne tunisino è stato raggiunto da un 32enne che lo invitava ad allontanarsi perché quella era la sua zona di spaccio. Ne è nata una colluttazione, è arrivato un altro uomo che ha esploso alcuni colpi di pistola, una pistola che poi i poliziotti hanno ritrovato ed è risultata a salve. Colpi che sono stati uditi da alcuni residenti che hanno dato l'allarme quando sono arrivate sul posto. Le volanti della questura e gli agenti della squadra mobile hanno cercato di ricostruire quanto è accaduto, sentendo anche il 27enne vittima dell'agguato. Fondamentali per individuare i due autori di questa aggressione sono state anche le immagini delle telecamere di sorveglianza e il video stesso che ha fatto il giro dei social. Da qui si è arrivati appunto ad individuare i due stranieri. In una perquisizione domiciliare è stata anche rinvenuta l'arma utilizzata, un'arma a salve e della droga, cocaina, hashish e un bilancino di precisione. Tutto è stato sequestrato. I due stranieri sono stati denunciati per minacce aggravate in concorso e procurato allarme. Il questore di Padova Marco Dorisio ha disposto il trasferimento in un centro per il rimpatrio a Torino, dove sono stati collocati entrambi i tunisini in attesa di essere allontanati dal territorio nazionale. Ovviamente maggiori dettagli su questa vicenda anche nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Grazie naturalmente ai colleghi di Padova per questo contributo, queste immagini su questa notizia. Poi torneremo anche su altre vicende purtroppo di risse e tafferugli che si sono svolti nei centri delle nostre città in questi ultimi giorni. Adesso però ci colleghiamo in diretta da Conegliano con il nostro Lucio Zanato. L'ULSS 2 Marca Trevigiana aveva convocato una conferenza stampa per importanti comunicazioni del direttore generale Francesco Benazzi, che vedo ospite col nostro Lucio in diretta, relative proprio a quel territorio e al quartiere del Piave. Lucio, buongiorno. Buongiorno Linea, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Sì, sono col direttore generale dell'USL perché oggi qui a Conegliano si è parlato di un distretto per le vaccinazioni che torna in una struttura storica che era la direzione dell'ULSS 7, quella di Pieve di Soligo, se non sbaglio. Sì, buongiorno, sì, certamente era la direzione dell'ex ULSS numero 7 a Pieve di Soligo e tornano le vaccinazioni nel quartiere del Piave, cosa che prima del Covid, adesso per favorire 34.000 persone in modo tale che possono aderire e quindi anche avere un centro vaccinale vicino a casa, abbiamo fatto questa operazione e ringrazio il sindaco Stefano Soldan, ringrazio ovviamente il dottor Patelli e il dottor Bonsembiante per aver favorito questa operazione. Ecco, però nella conferenza stampa poi è venuta fuori la vera notizia, ovvero che la zona della Pedemontana, Asolo per quanto riguarda l'ULSS, ma anche l'ULSS 7, se non sbaglio, gli stessi problemi, le vaccinazioni non funzionano, cioè sono Novax. Allora, le vaccinazioni funzionano, difatti noi stiamo implementando sempre di più e ringrazio i nostri servizi. Il problema è che tanti sono reticenti in quell'area, cioè da prima del Covid, poi un po' aumentato col Covid, decidono di non vaccinarsi, non sapendo che la vaccinazione protegge, che la vaccinazione ci aiuta a non prendere patologie importanti, quindi tutte le forme di polmonite, ma encefaliti eccetera, e che naturalmente non vaccinandosi il rischio per i fragili e per i minori è altissimo. Quindi il messaggio che noi diamo sempre è: vaccinatevi per salvarvi la vita, e lavoreremo sempre di più in questo territorio per fare in modo che la percentuale che ha Pieve di Soligo e Treviso del 95% possa esserci anche
nel distretto di Asolo. Ecco, però va detto due cose. La prima, le vaccinazioni non sono solo per i bambini, ma sono anche per gli adulti. Ci sono 2 vaccinazioni molto importanti, fuoco di Sant'Antonio e polmonite, se non sbaglio. E lì è importante ricordarlo, insomma, anche gli over 65, io ci sto arrivando. Certo, io ci sono già arrivato. Il meningococco, il pneumococco e ovviamente l'herpes zoster, che è il fuoco di Sant'Antonio, come giustamente diceva lei. Purtroppo abbiamo avuto decessi per meningococco e pneumococco e abbiamo avuto tanti problemi con il fuoco di Sant'Antonio, con l'herpes zoster varicella, soprattutto una persona adulta che è difficile da debellare, per cui la vaccinazione aiuta. Uno dopo è indenne, quindi il messaggio è vaccinatevi. Ecco appunto, perché tra l'altro il fuoco di Sant'Antonio è dolorosissimo. È dolorosissimo e poi non passa con i normali farmaci, voglio dire, e rischia di ripetersi perché è un virus, quindi la vaccinazione ci protegge da questo. Ecco, alle persone che sono indecise, sono in dubbio perché dicono dopo quello che è successo con il Covid, cioè ci sono delle indicazioni ben precise, cioè c'è un'autorità che dice che le vaccinazioni sono giuste, sono testate e non fanno male? Certo, allora partendo dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, arrivando ovviamente in Italia senza problemi dall'Agenas e altre istituzioni, il Ministero eccetera, che dicono chiaramente che le vaccinazioni aiutano a prevenire certe patologie. Ricordo a tutti, a parte il Covid, che le vaccinazioni le facciamo da anni e ricordo una patologia in particolare, classe 54, classe 1954-1955, poliomelite. Fatta la vaccinazione per la polio, la poliomelite è sparita in Italia. Credo che basti questo per far capire quanto è importante la vaccinazione. Ecco, perché comunque sono tutti vaccini testati, ipertestati, verificati, controverificati, storici, insomma. Assolutamente sì, noi abbiamo l'AIFA, che è la centrale che va a verificare come verifica i farmaci, verifica il vaccino è di fatto un farmaco che però aiuta ovviamente a prevenire delle patologie importanti. Per ultimo, dopo do la linea, qualche novità invece per le bodycam, per la sicurezza dei nostri medici, dei nostri sanitari? È un problema che la Regione sta affrontando e molto bene, difatti noi stiamo aspettando questa gara perché sarà fatta per tutte le USL del Veneto, regionale, dove appunto dopo noi andremo da quella gara a prendere delle protezioni, chiamiamole così, per i nostri operatori, soprattutto del pronto soccorso, del SUEM e del Dipartimento di Salute Mentale, che sono quelli più esposti. C'è sempre comunque un alto rischio quando si è in prima linea? C'è sempre un alto rischio, fa parte ovviamente del lavoro, io ringrazio sempre tutti gli operatori sanitari e un messaggio agli utenti, mi raccomando, trattate bene perché i nostri operatori, perché sono una risorsa, ormai non sono tantissimi, le vocazioni a fare questa professione sono sempre più difficili da trovare, quindi mi raccomando che ci sia un rapporto veramente medico-paziente, infermiere-paziente o SS-paziente civile, in modo tale noi siamo per aiutare voi, voi dateci una mano per aiutarvi meglio. Grazie, se non hai domande a te la linea. Grazie Lucio, grazie al direttore Francesco Benazzi, come sempre molto disponibile. Allora noi andiamo avanti adesso con la cronaca e torniamo sulla brutale aggressione dello scorso fine settimana a un cittadino settantenne di origini pakistane in via Tommaso Salsa, che ha sorpreso un giovane che voleva rubare l'auto o rubare all'interno dell'auto della moglie mentre rincasava verso mezzanotte, l'ha affrontato ed è finita purtroppo molto male per questo settantenne. Un signore che oltretutto è anche una bravissima persona, un signore molto mitico del condominio, rientrando a tarda sera, credo attorno a mezzanotte, ha trovato questa persona che stava armeggiando su un'automobile e quindi quando gli ha chiesto cosa stesse facendo, in tutta risposta si è visto aggredire, ma brutalmente. Questa è la preoccupazione che abbiamo, perché so che all'ospedale è in una condizione anche abbastanza importante, con mascella fratturata, con grandi danni. Un'aggressione violentissima quella subita dal signor Antonio, un settantenne di origine pakistana, mentre rientrava lo scorso fine settimana nella sua abitazione in via Tommaso Salsa verso mezzanotte. Dopo aver visto un ragazzo di circa 30 anni che armeggiava intorno all'auto della moglie e avergli chiesto cosa stesse facendo, per tutta risposta ha ricevuto 2 pugni in pieno volto che gli hanno fratturato le mandibole e 2 denti. È una persona, vuol dire, non farebbe male a una formica, quindi un'aggressione così brutale è proprio inspiegabile. È in ospedale?
Sì, è stato operato ieri, intervento anche abbastanza complicato, ma insomma speriamo torni presto. Sicuramente comunque gli ha rovinato la vita, perché una frattura di questo genere le porterà delle complicazioni, delle conseguenze per il resto. Episodio che comunque non è isolato, il ragazzo era già stato visto aggirarsi in zona in altre circostanze. Negli ultimi periodi sono frequenti c'è stato già un tentativo di furto in un'automobile, di biciclette, c'è gente insomma che si muove nel quartiere che magari è anche nota, e questo è il rammarico, è nota e non si può fare nulla. Le telecamere di sorveglianza non sono ancora attive per costi ancora da discutere nel condominio. C'è però una chat interna di mutuo aiuto reciproco che in questo caso non è nemmeno potuta entrare in funzione. E dopo il danno anche una mezza beffa. Mi riferiva la moglie che è stata a fare la denuncia, e addirittura l'ufficio denuncia è chiuso sabato e la domenica, come se si fosse i crimini li subisse dal lunedì al venerdì. Allora, ci può stare anche che l'organico è quello che è e quindi si fissano dei giorni, ma per fatti così gravi bisognerebbe essere il giorno subito sul posto e cercare di capire, magari la persona è ancora individuabile. Capiamo che le istituzioni non possono arrivare dappertutto, però è una questione che va sicuramente affrontata, che va discussa, perché un conto è il disagio sociale, un conto è il crimine. Quando si arriva al crimine la situazione non è più sotto controllo. E dunque avete sentito un episodio molto grave su cui torneremo oggi e che appunto ha dato proprio il nostro telegiornale ieri sera. E adesso andiamo invece alla rissa a Sassate, che si è verificata nel cuore del centro storico di Padova ieri intorno a mezzogiorno. 3 nordafricani sono finiti all'ospedale. Hanno raccolto dei sassi in via della Pieve e se li sono lanciati addosso durante un probabile regolamento di conti. Erano le 13 quando una rissa si è scatenata in queste viette nel cuore del centro storico di Padova tra via Santa Sofia e via San Francesco. Alla fine in 3 tutti i magrebini sono finiti in ospedale. 1 ci è arrivato in ambulanza scortato dai carabinieri, 2 hanno chiesto aiuto nei momenti subito successivi. Ferite leggere, tanto che nel giro di poco i 3 sono stati dimessi. Lungo le strade dal sapore antico ci sono pochissime persone, qualche studente, qualche turista, a vincere è il caldo, ma chi ancora lavora qui accetta di parlare di spalle e raccontarci. Questa strada insomma viene usata anche per spacciare, per esempio. Sì, purtroppo ci sono state delle occasioni che ho visto dalle finestre così, e abbiamo chiamato anche la polizia perché essendo una strada adesso a ZTL poi è un facile rifugio per quelli che devono spacciare. Abbiamo chiamato con la polizia, ma la polizia se non li becca nel fatto, oppure anche se becca il piccolo non succede niente, non fa granché. Un reticolo di vie dove si può agire quasi nell'ombra e dove chi vive o lavora si chiude dentro con un giro di chiave. Adesso me lo tengo ancora buono perché proprio poco tempo fa insomma è passato uno, mi ha tirato un pugno sulla porta perché era alterato e quindi se sono chiuso sono intanto tranquillo. Andiamo alla cronaca giudiziaria. Chiesti 10 anni di pena per un 48enne padovano accusato di aver violentato la figlia dell'ex compagna. Il processo in tribunale a Treviso, si attende la sentenza il 15 luglio. Una storia dell'orrore, quella vissuta da una bambina di 12 anni che oggi, a distanza di 6 anni, vede avvicinarsi la condanna dell'orco che ha abusato di lei. 10 anni e 3 mesi di carcere sono stati infatti richiesti per un 48enne residente nella zona termale di Padova, accusato di violenza sessuale nei confronti di una minorenne, figlia della sua ex compagna. Anche la mamma della ragazzina è stata condannata perché l'aspetto ancor più inquietante di questa vicenda è che la donna era complice dell'orco e aveva istruito la figlia sulle tecniche da utilizzare per soddisfare sessualmente l'uomo, un istruttore di arti marziali conosciuto sui social. I fatti risalgono al 2019 e sono avvenuti nell'Interland di Padova. La ragazzina, costretta ad avere rapporti sessuali non completi, avrebbe trovato il coraggio di raccontare quanto le stava accadendo circa un anno dopo alla compagna del padre. La madre ora sta scontando la sua pena in carcere, è stata condannata a 3 anni e 9 mesi. La sentenza per l'uomo invece è attesa per metà luglio. Gli avvocati di parte civile hanno chiesto un risarcimento danni di 150.000 euro.
Fa discutere la richiesta di condanna della Procura di Treviso per il killer di Vanessa Ballan, la giovane mamma, peraltro in gravidanza in quel momento, di 26 anni di Riese Pio X, assassinata nella sua abitazione il 19 dicembre del 2023. Il PM ha chiesto 28 anni e non l'ergastolo per il killer, reo confesso dell'omicidio. La sentenza definitiva è attesa il 9 luglio prossimo. 28 anni di carcere e 9.000 euro di multa. È questa la richiesta del pubblico ministero Michele Permunian per l'omicidio di Vanessa Ballan, la 26enne uccisa nella sua casa di Riese Pio X il 19 dicembre del 2023 da Bujar Fandai, 40enne artigiano di origine kosovara con cui aveva avuto una relazione. 24 anni sono quelli di prassi per omicidio, a cui si aggiungono i reati di revenge porn, porto d'arma e violazione di domicilio. Ma all'assassino sono state riconosciute anche alcune attenuanti, tra cui l'aver chiesto scusa alle famiglie e l'essersi reso disponibile a risarcire i parenti della vittima, motivo per il quale non è stato chiesto l'ergastolo. Le parti civili, la famiglia della Ballan, Nicola Scapinello il compagno e il figlio piccolo di Vanessa, assistiti dagli avvocati Eva Baggio e Simone Guglielmin, hanno chiesto un risarcimento per oltre 3 milioni di euro. Nel corso dell'arringa, durata quasi 3 ore, Permunian ha ripercorso le tappe della storia iniziata nel 2022 fra Vanessa e Bujar e soprattutto ha letto in aula alcuni degli innumerevoli messaggi minacciosi e intimidatori che il kosovaro ha inviato a Vanessa. In molti la minaccia di morte e in altri afferma che si toglierà lui stesso la vita. Messaggi che spaventarono Vanessa al punto da continuare la relazione, anche se con tentativi sempre più frequenti di interromperla. Un omicidio che secondo il pubblico ministero fu premeditato non solo per le chat tra l'assassino e la vittima, ma anche per quelle intrattenute con i suoi familiari e per il modus operandi. Bujar infatti andò quella mattina a casa di Vanessa in bici, sfuggendo così al controllo del targa system e portando tutto il materiale atto a sfondare porte e finestre, oltre ai coltelli per colpire a morte Vanessa, che era in attesa del suo secondo figlio. La sentenza è attesa per il 9 luglio. E ieri si è concluso con rito abbreviato anche il procedimento a carico di Michele Tatani, coinvolto nell'incidente di Gorgo al Monticano del 4 marzo 2023 in cui persero la vita Barbara Brotto, 17enne di Rustignedi Oderzo, ed Eralda Spaillari, 19enne di Ponte di Piave, fidanzata dello stesso Tatani, che è stato condannato a 4 anni di reclusione. Di fronte al GUP Gianluigi Zuliana erano presenti in aula i parenti delle parti offese, oltre ai familiari delle 2 vittime hanno presenziato anche i genitori di Daniel Castelli, il 20enne che l'incidente riportò danni neurologici permanenti. Tatani potrà chiedere da subito la misura alternativa al carcere. Madre vessata dal figlio, torniamo nel Padovano con un allontanamento dalla casa familiare urgente per un giovane che appunto vessava la mamma. È stato allontanato dalla casa familiare con urgenza un 21enne padovano per maltrattamenti ai danni della madre 46enne con cui viveva in via Corfu in zona Torre a Padova. La donna, nella notte tra sabato e domenica, aveva allertato i soccorsi chiamando il 112 per segnalare la lite con il figlio. Dagli accertamenti dei carabinieri è emerso che il giovane, a causa anche della sua tossicodipendenza, era solito insultare, minacciare e picchiare la madre da diversi anni. Il 21enne, infatti, non smetteva nemmeno alla presenza delle forze dell'ordine e continuava a insultare la donna. I militari lo hanno quindi arrestato e portato alla casa circondariale di Padova. Il giudice ha quindi disposto per lui la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, oltre al divieto di avvicinamento alla madre ad una distanza minima di 700 metri e l'obbligo di firma in caserma 3 volte alla settimana. Ora apriamo una parentesi sul tema dazi, guerra, export, perché c'è un appello lanciato dalle imprese al governo. In diretta per noi dalla Camera di Commercio di Treviso c'è Christian Arboit con Edoardo Paris, perché il tema è stato affrontato oggi nuovamente anche dal Presidente Mario Pozza. Buongiorno Christian.
Buongiorno a te Elina, anche da parte di Edoardo Paris. Esatto, proprio così il tema è stato affrontato da Mario Pozza, che è reduce da un'importante convention, quella delle Camere di Commercio mondiali. Mario Pozza, che è presidente della Camera di Commercio di Belluno Treviso, ma anche presidente di Assocamera Estero Italia, quindi insomma una realtà importante che si è confrontata in un momento storico difficilissimo, molto incerto, con tutte le associazioni simili a livello mondiale. Che quadro emerge? È un quadro di preoccupazione, un quadro di incertezza? Che quadro è, Presidente Pozza? Ma c'è certamente un quadro di preoccupazione per quello che sta avvenendo, però c'è anche una certa convinzione che il Made in Italy può dare ancora delle opportunità e di crescita al nostro Paese. Abbiamo firmato una convenzione con il Presidente Zopas di ICE, quindi una cooperazione più stretta tra le Camere di Commercio, le 86 Camere in 63 Paesi e gli uffici ICE che ci sono in giro per il mondo, in modo da poter sostenere i nostri imprenditori, soprattutto le piccole e medie imprese che sono il tessuto imprenditoriale di tutto il sistema Italia, in particolare del nostro Veneto. E quindi la preoccupazione c'è sui dazi, sulle guerre, ma abbiamo affrontato proprio i temi riguardanti i dazi e le guerre e opportunità che ci possono essere con nuovi mercati. Ecco, perché questo è il tema. Che opportunità ci possono essere? Ma ci sono paesi in cui ancora noi non siamo molto presenti e che hanno tante potenzialità. Ci sono grandi paesi come esempio l'India, che è un mercato direi molto appetibile, ma come ci può essere il Messico o come ci può essere anche il Canada per quello che riguarda ad esempio l'automotive. Quindi il Centro America, ci sono realtà che veramente si possono esplorare. Non a caso proprio in questi giorni ci saranno delle delegazioni del Centro America che verranno a visitare alcune nostre realtà imprenditoriali proprio per far sì che si inizi a portare là le nostre produzioni. Ecco, senta Presidente, la trattativa sui dazi tra Europa e amministrazione Trump la soddisfa? Si può fare di più? Il governo italiano in questo senso si sta facendo sentire? Ma come sappiamo la trattativa è in mano alla comunità europea, noi speriamo che porti a casa il maggior risultato per noi. Poi sappiamo che anche e conosciamo ormai che il Presidente Trump è imprevedibile, adesso vediamo se il 9 luglio ci sarà questa scadenza o ci sarà una proroga, però bisogna anche affrontare il tema prima o dopo e ad essere preparati. Come dicevo, ci sono direi dei sistemi per poter entrare nel mercato americano, anche non dico aggirando i dazi, però che i dazi siano meno pesanti, nel senso che non so, su una fornitura c'è una percentuale che non è soggetta a dazi perché serve per la promozione. Ecco, bisogna conoscere anche le regole che si affrontano in questi paesi e soprattutto negli Stati Uniti, che per noi è sempre un grande mercato. Ecco, il suo appello finale al governo in questo clima di incertezza qual è? Puntare sugli investimenti, incentivare gli investimenti, incentivare il turnover? Ecco. Ma il nostro appello è quello di cercare di ridurre un po' i consumi anche dei costi nostri aziendali, in primis l'energia elettrica. Poi il ministro Tajani ha messo a punto un piano per l'internazionalizzazione, nonostante le crisi continuiamo sempre ad esportare, la rete istituzionale c'è con questa chiusura del cerchio, con l'accordo con ITA, con ICE, e poi resta ovviamente se ti calano le bombe è normale che uno non pensi a comprarsi la scarpa o a cambiare il mobile o la macchina. Ecco, che cessino queste guerre quanto prima e adesso insomma siamo sulla buona strada e io mi auguro che si continui. Grazie Mario Pozza, Presidente della Camera di Commercio di Belluno Treviso e Presidente Assocamera Estero. Grazie Pozza. Linea con Edoardo Paris da Piazza Borsa Treviso, ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Arboit ed Edoardo Paris, grazie naturalmente al Presidente Pozza. In regia oggi ci sono Alessandro Granziera e Alberto Pivetta, che ringrazio a loro volta. Noi andiamo adesso in pubblicità per qualche minuto, torniamo tra poco, altra cronaca, altri collegamenti. Eccoci di nuovo in diretta con la prima edizione di Antenna 3, abbiamo ancora tanta cronaca e diversi collegamenti dal territorio in questa giornata in cui tengono banco senza dubbio le operazioni per l'ordine pubblico e poi naturalmente l'attenzione massima a Venezia sia per l'allerta attentati che interessa diverse città del Veneto, sia naturalmente per le nozze di Jeff Bezos che stanno per entrare nel vivo con l'arrivo di VIP e ospiti. Allora noi adesso andiamo
In collegamento da Vicenza con la nostra Luisa Bertini che è sul posto con Cristian Roque Allende, perché è stato sottoscritto un documento per la gestione sostenibile del bacino fluviale del Retrone. Dalla provincia ai comuni che insistono sul percorso del fiume e ai consorzi di bonifica. C'è un gran caldo in questo periodo, ma bisogna stare in allerta naturalmente per gli eventi di maltempo, e la provincia di Vicenza lo sa bene. Luisa, a te buongiorno. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Sono in compagnia insieme al presidente della provincia Andrea Nardin, perché oggi è stata posata la prima pietra di questo patto che coinvolge diversi enti territoriali, il cui centro, il cui focus è il Retrone, con tutto quello che comporta, quindi la tutela ambientale, la tutela delle acque, anche la promozione paesaggistica. Insomma, un primo passo che porterà poi ad una progettazione anche in virtù delle criticità che ha messo in luce il Retrone in questi anni. Sì, un passo importante oggi qui, con molte amministrazioni, molte associazioni che assieme a noi e a Viacqua vogliono portare avanti questo contratto di fiume per prestare attenzione a questo corso d'acqua che molto spesso magari guardiamo con occhio distratto, ma che invece vogliamo portare al centro dell'attenzione. Sicuramente, come si diceva, per una maggiore tutela ambientale, quindi un miglioramento della qualità dell'acqua, ma anche per iniziative di valorizzazione di questo corso d'acqua. Pensiamo alla sua navigabilità o comunque a un utilizzo da parte delle associazioni che valorizzi questo luogo come eccellenza ambientale. Quindi poter prestare attenzione a un corso d'acqua che non sia più un'emergenza, ma che diventi un momento di valore, ma soprattutto un momento di confronto sociale, e attraverso questo confronto individuare delle azioni che consentono nel corso del tempo di migliorare la qualità ambientale del fiume stesso, nel trovare un giusto equilibrio fra l'uomo e l'ambiente, così come sta avvenendo per esempio anche con le casse di espansione che si stanno creando a monte del fiume stesso e che consentiranno di vivere con più tranquillità quelle che sono le emergenze idrogeologiche nelle quali molto spesso siamo coinvolti come territorio. Ecco, avere una voce comune che coinvolga diversi enti vi permetterà anche di fare pressing proprio affinché le opere vengano messe in campo? Sì, penso assolutamente di sì, quindi avere molti soggetti ci consentirà sia di fare pressing ma anche di individuare le soluzioni migliori. Ma credo che l'aspetto ancora più importante sia non intervenire direttamente nell'emergenza o quando l'emergenza si verifica, ma in fase preventiva, quindi a ridosso di quella che è un'importante sentenza come quella della Miteni, poter vedere l'acqua come una risorsa importante, tutelarla prima che si verifichi l'emergenza stessa, quindi non agire dopo ma cercare di agire prima. Come provincia di Vicenza su questo come sull'altro caso siamo sempre stati in prima linea, in prima fila, e quindi siamo felici di esserlo anche oggi nell'individuare la risorsa acqua come un bene prezioso per tutti. Ecco, avete sentito, attenzione particolare all'acqua e al Retrone. Per il momento da Vicenza è tutto. Grazie a Luisa Bertini, Cristian Roque Allende, grazie al Presidente della Provincia come sempre per questi aggiornamenti. Allora, torniamo con la cronaca. Nel Padovano usava un garage dell'Arcella come deposito lo spacciatore tunisino che è stato arrestato nelle scorse ore dalla polizia. Faceva il pendolare tra il veneziano dove viveva e la città di Padova. Faceva la spola dal veneziano dove viveva all'Arcella, dove aveva stoccato la merce e affittato abusivamente una stanza per confezionare la droga. Il quarantenne tunisino arrestato dagli agenti della squadra mobile di Padova. Conosciuto per i suoi precedenti in materia di stupefacenti, il quarantenne era stato notato dalla polizia entrare e uscire con uno zainetto da un garage del quartiere Arcella. Dopo una serie di pedinamenti, l'uomo è stato fermato nel garage dove gli agenti hanno rinvenuto 5 kg di hashish in panetti e oltre 2 etti di cocaina che sono stati sequestrati. Il quarantenne usava poi come laboratorio una stanza dove è stato trovato il materiale necessario a confezionare la droga. Da qui la polizia si è spostata all'abitazione nel veneziano dove in un cassetto sono stati sequestrati 2.500 euro in contanti. Il tunisino è stato arrestato. Al termine dell'udienza preliminare il GIP ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere.
I carabinieri di Treviso invece hanno denunciato sempre a piede libero un 42enne pregiudicato di paese per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità e danneggiamento, già colpito da un ordine di allontanamento dalla cosiddetta zona a tutela rafforzata che gli era stata notificata il 16 giugno. È stato sorpreso dai militari mentre si trovava ancora all'interno dell'area interdetta in violazione delle prescrizioni e in particolare questo controllo è scaturito a seguito di una lite tra questo soggetto e un autista della MOM che gli aveva legittimamente negato l'accesso a bordo dell'autobus perché il passeggero non aveva il biglietto. In un gesto di stizza l'uomo ha danneggiato il tergicristallo del mezzo pubblico, aggravando così naturalmente la sua posizione. Tra l'altro continuano i servizi di controllo nel quadrante di Via Roma, la cosiddetta zona rossa, identificate complessivamente un centinaio di persone, di cui circa la metà di nazionalità straniera, naturalmente operazioni che si inseriscono in una più ampia rete di controllo. C'è stato un incidente invece ieri sera in Via Roma, a Villanova di Campo San Piero. Il bilancio è di 2 feriti. Le squadre dei Vigili del Fuoco arrivate da Padova e dal distaccamento volontario di Borgoricco hanno messo in sicurezza i mezzi finiti nel fossato dopo l'impatto, mentre i 2 autisti alla guida, già fuori dai mezzi, sono stati assistiti dal personale sanitario del 118. Nell'impatto è stato colpito anche un palo della linea telefonica. Sul posto i carabinieri per l'accertamento delle cause del sinistro. Non c'è stato alcuna accidentalità, è stato un gesto volontario invece quello commesso da un 70enne che se l'è presa con la colonnina del self-service di un distributore di benzina di Montebelluna, addirittura prendendola a mazzate con una mazza da baseball, e tutto perché la benzina non usciva, a quanto pare per un suo errore. Sentiamo. L'ha estratta, è andato con cattiveria verso la macchinetta, gli ha dato 2 colpi. Diciamo che la macchinetta al momento non ha subito danni, però a noi dà fastidio il gesto. Una violenza ingiustificata? Sì, non aveva molto senso, perché è durato anche, sì, non tanto, è durato pochissimo. L'ha tirata fuori, ha dato 2 colpi e l'ha rimessa in macchina. Come se nulla fosse. Come se nulla fosse. Non solo si è recato alla pompa sbagliata dopo aver selezionato l'erogatore, ma si è pure arrabbiato, tanto da colpire più volte la colonnina self-service del distributore con una mazza da baseball in legno di 80 cm che teneva in auto. Protagonista un 70enne trevigiano, teatro della sua ira il Galoil di via Feltrina Nord a Montebelluna. Sono da poco passate le 2 del pomeriggio di domenica, l'intenzione è quella di riempire una tanica con 30 euro di carburante. Il 70enne probabilmente non si accorge che ci sono le telecamere e dentro al bar delle persone. Sul posto arrivano subito i carabinieri. Gli hanno sequestrato la mazza, gli hanno fatto un verbale. Danneggiamento e detenzione di arma impropria, le accuse per l'uomo arrivato a 70 anni incensurato. Di lui si stanno occupando i carabinieri di Montebelluna. Clienti sempre più tesi e nervosi, la fretta ormai la fa da padrona. Certo, stavolta si è superato il segno. Doveva questo a 70 anni con una mazza da baseball in macchina. Come poteva fare qualcosa, diciamo, alla macchinetta, magari se la prendeva con una persona, boh. E a Villorba invece sono stati denunciati 2 nomadi sinti con l'accusa di estorsione ai danni di un imprenditore che hanno costretto a consegnare loro del ferro, altrimenti te lo veniamo a rubare di notte, gli hanno detto. Si sono presentati con un autocarro in azienda minacciando il titolare che se non gli avesse consegnato alcuni quintali di trucioli di ferro, quel materiale se lo sarebbero andati a prendere da soli rubandoglielo di notte. Lo hanno fatto alle 10 del mattino davanti a tutti, anche agli occhi della videosorveglianza comunale. L'imprenditore è stato costretto a cedere loro 700 kg di ferro, ma non appena si sono allontanati ha immediatamente segnalato l'episodio ai carabinieri, che hanno identificato e denunciato a piede libero per estorsione 2 sinti, un 18enne trevigiano e un 41enne di Novara. A fare da sfondo ai fatti la zona industriale di Villorba e più precisamente un'azienda di via Edison che per la realizzazione dei suoi prodotti lavora appunto il ferro. I 2 malviventi sono stati intercettati e bloccati dai carabinieri. Nell'autocarro ancora la refurtiva che è stata recuperata e posta sotto sequestro. Non un caso isolato, raccontano nella zona, mantenendo l'anonimato per timore di ritorsioni. No, non è una roba nuova. Sono stati anche da voi? Sì,
di passaggio sull'ora di pranzo passano, per quello che chiudiamo sempre i cancelli, perché altrimenti se sono gli zingari. Io li ho visti, sono loro insomma che vengono a caricare il ferro. Chiudiamo quanto possibile perché poi ci sono i corrieri che passano, devono entrare avanti e indietro. E quindi non è sempre facile blindarsi. Il sindaco di Villorba, Francesco Soligo, ha sottolineato non solo l'intervento tempestivo dei carabinieri, ma anche l'utilità dell'impianto di videosorveglianza, determinante nel confermare l'identità dei 2 denunciati. Sul controllo elettronico del territorio abbiamo intenzione di investire ancora, conferma Soligo, cercando anche una collaborazione con i privati. La sicurezza passa anche dall'azione collettiva di tutta la comunità. Torniamo sulla rissa adesso all'esterno dell'ex caserma Serena di Dosson, centro di accoglienza per migranti. La polizia ha identificato e denunciato a piede libero 10 soggetti, tutti richiedenti asilo. La scazzottata nata dalla lite tra un uomo e una donna. Sono 10 denunciati dalla squadra mobile per la violenta rissa di giovedì scorso all'esterno dell'ex caserma Serena, ai confini tra Treviso e Dosson, episodio che ha riportato l'attenzione sul centro di accoglienza per migranti, tanto da far nuovamente invocare al sindaco Mario Conte la chiusura della struttura. Si tratta di 3 cittadini tunisini e di 7 cittadini originari dell'Africa subsahariana, tutti di età compresa tra i 18 e i 24 anni, irregolari sul territorio in quanto richiedenti asilo. Molti di loro sono proprio ospiti dell'ex Serena. Era intervenuta la polizia quella sera dopo la segnalazione della scazzottata in corso. Il video amatoriale realizzato da un automobilista di passaggio, un consigliere comunale di Casier, che mostra le ultime fasi della rissa, è stato il punto d'inizio delle indagini svolte per identificare i 10 soggetti venuti alle mani per un diverbio tra 2 migranti del centro di accoglienza, un uomo e una donna. A difesa di quest'ultima sono intervenuti alcuni giovani nordafricani, per l'uomo dei ragazzi del Centro Africa, e da lì si è scatenata la rissa che ha registrato anche alcuni feriti lievi giudicati guaribili in un massimo di 7 giorni. 14 in tutto le persone presenti, 10 denunciati per rissa, di cui ora, alla luce del reato di cui sono accusati, verranno valutate attentamente anche le richieste d'asilo. Apriamo una finestra sulla politica adesso, perché è atteso per domani il voto dell'emendamento presentato dai senatori veneti della Lega rispetto al terzo mandato, valido anche per i governatori di regione. Una postilla salva Zaia è stata definita, ci sono diverse reazioni, Forza Italia e Fratelli d'Italia continuano a dichiararsi contrari, il voto probabilmente terminerà con un esito negativo, i senatori contrari sono la maggioranza. Tant'è, c'è stato quest'ultimo blitz, chiamiamolo così, leghista, come ci spiega nel servizio Cristian Arboit. Ricordo sempre che a volte la politica è anche la gestione dell'arte dell'impossibile. Se si vuole si ottiene, perché i meccanismi ci sono, i tempi ci sono, il contenitore è anche corretto. È chiaro che questa è una proposta che proviene dalla Lega e chiaramente poi la discussione non viene fatta insomma, a livello di vertici. Insomma, se c'è la volontà politica si può fare. Questo fa intendere la senatrice vicentina Enrica Stefani, dopo aver presentato con i colleghi veneti a Palazzo Madama un emendamento per superare il blocco del terzo mandato per i presidenti di regione, che in Veneto significa solo e soltanto una cosa: consentire la rielezione di Luca Zaia. Un vero e proprio blitz in zona Cesarini nell'ultimo giorno utile per il deposito delle modifiche legislative al cosiddetto DDL consiglieri, attualmente in Commissione Affari Costituzionali. Giovedì mattina potrebbe esserci già una prima scrematura e discussione. Bisogna sempre crederci, bisogna sempre credere bisogna sempre avere fermo quello che è il proprio anche obiettivo o anche le proprie speranze. Poi chiaramente non credo che ci sia nessun problema a trovare comunque delle soluzioni. A questo punto si capirà quanto effettive siano le aperture arrivate recentemente dagli alleati di Fratelli d'Italia, su tutti Giovanni Donzelli e il ministro Francesco Lollobrigida. Lega Veneta alle grandi manovre a Roma, mentre a Palazzo Balbi si resta almeno ufficialmente alla finestra. Se devo essere sincero, voi non ci credete, lo so che continuate a non crederci, io non sto seguendo questa partita, voglio essere sincero nuovamente a dirvi, me lo dici te che stanno presentando l'emendamento, quindi non lo so. Di provocazione della Lega parla il Partito Democratico. Soltanto poche ore prima il segretario Dem Veneto Andrea Martella aveva usato queste parole, ospite della nostra edizione del Mezzogiorno. Questa assurda telenovela
del terzo mandato, il quarto per Zaia. Si va quindi alla conta, con quali conseguenze per la tenuta complessiva del centrodestra veneto, tutte da valutare. Ha naturalmente implicazioni politiche anche il prossimo tema, perché a Vicenza è stata registrata in anagrafe la figlia di una coppia di 2 mamme. Si tratta della prima in città dopo che la Consulta ha dichiarato incostituzionale il divieto di registrare i figli di coppie di appunto 2 mamme. A sottoscrivere la dichiarazione il sindaco Possamai, che ha espresso, eccolo qui, insieme alle protagoniste, la sua soddisfazione per questa iscrizione all'anagrafe. Parliamo adesso invece dei piccoli centri e della moria di negozi, prendendo ad esempio un caso che abbiamo sollevato proprio noi di Antenna 3, la frazione di San Trovaso di Preganziol nel Trevigiano. Nei prossimi mesi chiuderanno 2 attività storiche, il supermercato e il panificio, aperto da quasi 80 anni. I cittadini preoccupati dicono la frazione sta morendo, ormai è diventata un dormitorio. Tra qualche mese, indicativamente tra fine settembre e inizio ottobre, le porte del supermercato CRAI di San Trovaso si chiuderanno definitivamente. Dopo la comunicazione alle dipendenti, la notizia ben presto ha fatto il giro della piccola frazione di Preganziol, una doccia fredda per i clienti che erano abituati ormai da quasi 30 anni a fare la spesa nel market senza dover utilizzare l'auto. Significano che non abbiamo più posto da prendere magari le cose che ci servono, quindi è un po' problematico. È la fine di un paese, di una comunità. Hanno chiuso tutto, non abbiamo più niente. Sono venuta qua nel 2009 da Preganziolo, ho detto vado su che c'è. Dopo mi sono resa conto che era vivibile, cioè, morto tutto, neanche più la sagra ci hanno lasciato. Mi tocca arrangiarsi, chi chiederà qualcuno. E il resto? È peccato che per noi anziani ci chiude un supermercato che ci sta bene. Non tutti possono avere la macchina a disposizione e andare ai supermercati più lontani, vero? A fine anno invece potrebbe chiudere lo storico panificio a 2 passi dalla chiesa, aperto da quasi 80 anni già dal padre degli attuali titolari. Chiudiamo l'attività a fine anno. Perché? Perché siamo andati in pensione, siamo stanchi. Non c'è nessuno che possa subentrare a voi? Forse sì. Punto di domanda. Speriamo di sì. C'è un giovane che ha voglia di fare questo lavoro. Speriamo che venga avanti. Mi spiacerebbe vederlo chiudere definitivamente. Certo. Però. Prima la fioreria, poi l'edicola, il fruttivendolo, la cartoleria, la tabaccheria. Negli anni San Trovaso ha visto scomparire diverse attività commerciali. Ora, con la chiusura anche del panificio e del supermarket, i cittadini temono che la frazione muoia. Nel dormitorio vieni fuori qui e basta. No, è già un dormitorio San Trovaso. E se manca anche questi, non so. Si sta svuotando tutto, hanno portato via tutto. Però poi ci sono le attività che resistono, che sperano in nuove aperture, come la macelleria. Noi cerchiamo di resistere per quello che si può, anche perché non abbiamo alternative. Dispiace perché meno offerta c'è nel paese, meno gente arrivano, quindi fai molta più fatica a dare il giro, diciamo, alla merce, a dare il giro all'attività. Quindi vediamo, speriamo sempre che qualcuno magari si butti ad aprire qualche attività, qualcosa, qualsiasi cosa va bene, tanto per non essere da soli. Questo dunque la posizione del Paese. Noi ci fermiamo per un altro velocissimo break, torniamo a brevissimo. Eccoci qui, ritorniamo in diretta con la nostra prima edizione, continuiamo con la cronaca. Si è ricollegato da Treviso il nostro Christian Arboit per darci ulteriori ragguagli sui controlli da parte dei carabinieri nella zona rossa di Treviso, che hanno portato anche alla denuncia di un soggetto di paese. È in diretta dal comando provinciale dell'Arma in via Cornarotta. Christian, a te di nuovo.
Sì, Lina, buongiorno. Di nuovo qui con me il tenente colonnello Stefano Mazzanti, comandante del nucleo operativo dei Carabinieri di Treviso. Ieri è stata una giornata di super lavoro per i Carabinieri, per i militari dell'Arma impegnati proprio nei controlli in via Roma e in tutta la zona rossa istituita in città. C'è questo 42enne, un 42enne di paese noto alle forze dell'ordine, che è andato in escandescenza. Cos'è successo ieri mattina verso le 10, comandante Mazzanti? Beh, intanto buongiorno. Sì, come sapete ormai da qualche tempo c'è in atto un dispositivo interforze nella zona rossa, nella cosiddetta zona rossa in via Roma. Siamo stati chiamati a intervenire. Ieri era la giornata in cui la zona era di competenza nostra come Arma dei Carabinieri, e questo giovane 42enne, mai conosciuto insomma per altri atti sempre un po' sopra le righe, aveva tentato di salire sull'autobus senza biglietto. L'autista della MOM giustamente lo ha redarguito, quindi gli ha impedito di entrare, e il soggetto per un gesto di stizza ha rotto il tergicristallo. Quindi la radiomobile, una volta accertato che il soggetto era stato già destinatario di un allontanamento, di un ordine di allontanamento il 16 giugno, hanno provveduto a denunciarlo per l'inosservanza del provvedente autorità e per il danneggiamento dell'autobus. Deferito in stato di libertà sostanzialmente. La zona rossa, lo spieghiamo nuovamente a chi ci segue da casa, consente maggiore rapidità nell'intervento e anche nella somministrazione di eventuali provvedimenti. Sì, la zona rossa prevede dei requisiti soggettivi e dei requisiti oggettivi, quindi ci deve essere un atteggiamento particolarmente molesto e che comunque impedisca la fruizione dell'area in questione, e soprattutto dei requisiti soggettivi, cioè la persona deve essere stata comunque condannata per un reato che prevede, che sono previsti esplicitamente per legge, e sono quelle contro il patrimonio, contro la persona, contro l'ordine pubblico in generale. Questi dunque i presupposti. Fatto sta che ieri avete controllato ben 100 persone, quindi identificate 100 persone, anche questo significa zona rossa, maggiore possibilità e facoltà di controllo. Sì, allora i controlli, voglio dirimere questo dubbio, ci sono sempre. È chiaro che il nostro servizio, il servizio delle forze di polizia, perché come ripeto è un dispositivo interforze, non si limita semplicemente a prendere atto, quindi è un dispositivo proattivo che va alla ricerca di queste persone, e nell'ambito di questa ricerca appunto vengono controllate i soggetti che transitano nella zona rossa, e qualora ci fossero i presupposti, quindi il comportamento particolarmente molesto o pericoloso e i requisiti soggettivi dei precedenti o le condanne, operiamo l'allontanamento e successivamente, qualora fosse il soggetto ritrovato nella zona rossa, la denuncia per stato di libertà. Esito negativo questi controlli, tutto regolare? Al momento tutto regolare. Grazie al tenente colonnello Stefano Mazzanti, e da via Cornarotta, Lina, è tutto. Grazie di nuovo a Cristiana Arboit, grazie al colonnello Mazzanti. Allora noi adesso alleggeriamo, cambiamo decisamente pagina. Saluto e ringrazio per averci raggiunto in studio il nostro ospite di oggi, Mirko Artuso, direttore artistico del Teatro del Pane. Un saluto a voi e grazie dell'invito. Non solo direttore artistico del Teatro del Pane, attore molto conosciuto, e anima un po' di questa iniziativa che è il Festival La Giusta Distanza, che già da qualche tempo ha preso piede nel nostro territorio. È un esempio un po', Mirko, di cultura che racconta un territorio, no? Questo. Da quando partirà, come si svolgerà? Cominciamo il 4 di luglio condividendo questa bellissima esperienza con IPA Terre di Asolo e Montegrappa. Sul Monte Tomba ci saranno con noi Marco Paolini, Massimo Cirri, Lucio Cavazzoni, Stivalaccio Teatro, il coro Valcavasia, che ci accoglierà con un concerto di benvenuto. È un festival particolare questo, è una sorta di carovana festosa, allegra, che attraversa tutto il territorio delle Prealpi trevigiane, e di sera in sera, fermandosi, offre l'occasione a tutti i cittadini che vorranno salire a prendere il fresco, visto che in questi giorni il caldo non manca, per godere degli spettacoli, degli incontri con gli autori, delle proiezioni di cortometraggi, di documentari, insomma, e poi soprattutto una cosa molto particolare quest'anno dedicata alla gastronomia, di qualità ovviamente, perché abbiamo chiesto a più di 25 piccoli produttori tra allevatori e coltivatori
di fornirci la loro materia prima per farla diventare poi nelle mani di questi chef altrettanto selezionati e d'eccezione piatti squisiti e prelibati. Voglio sottolineare una cosa, non sono chef stellati cosiddetti televisivi, ma sono persone che stanno facendo da molto tempo un ottimo lavoro di qualità, di attenzione, soprattutto nel dialogo e nel rapporto con i piccoli produttori del territorio che hanno delle materie prime eccezionali da proporre. Tutto questo è stato affidato nel coordinamento a Filippo Bano, ci saranno poi anche Anna Maria Pellegrino e Serena Turrin che sono grandissime esperte di appunto prodotti locali e di trasformazione dei prodotti in piatti prelibati. È un modo nuovo secondo me di attraversare un territorio perché giustamente si prende la giusta distanza da questi luoghi, si entra in una logica di ascolto, di attenzione, di racconto, di narrazione attraverso degli autori che sono ovviamente molto noti da una parte ma che hanno tutti fatto un gran lavoro già di narrazione e di racconto di ognuna di queste tappe. Ho aggiunto a questi amici che hanno aderito con grande generosità a questo festival Paolo Malaguti, il professor Mauro Varotto e tantissimi altri esperti di ambiente, ma non solo di ambiente, anche di territorio nel vero senso della parola. Senta, già nel vostro sito del Teatro del Pane, ma già nel nome, c'è questo connubio, no? Con il cibo, tra cibo e cultura, da sempre. Perché? Il teatro, il pane è convivialità, è comunione. Ed è anche un modo per condividere non solo la tavola, in questo caso anche tutta un'altra serie di temi e di contenuti che vengono proposti dagli artisti che abbiamo coinvolto. Ma per me trascorrere una serata assieme a delle persone che inizialmente possono anche essere degli sconosciuti, ma poi alla fine diventano persone con le quali si instaura un rapporto emotivo, questo per me è veramente importante e lo è sempre di più perché fruire di uno spettacolo, questo è possibile in qualsiasi altra condizione, dai teatri al chiuso, al cinema, insomma, o alle mostre di arte, eccetera. Però portare tutte le persone che hanno il piacere di trascorrere e di trasformare questa occasione in un'esperienza, ovviamente deve avere un valore aggiunto e quello della condivisione e della convivialità, secondo me, lo è. E appunto avete visto che funziona anche negli anni, no? È una formula che funziona. Siamo arrivati alla 6ª edizione, quindi come si dice un motivo ci sarà. Ecco. Quindi la cosa che ci piace pensare è che abbiamo sempre dato molta attenzione ai nostri ospiti, sia per quanto riguarda gli artisti sia per quanto riguarda il pubblico, che arrivando nei luoghi che raramente si frequentano perché sono luoghi fuori dalle grandi vie di comunicazione, ma che mostrano un territorio inedito e per la prima volta lo si può scoprire, lo si fa assieme a molte altre persone. Questo ovviamente cerchiamo anche di contenere i numeri, non abbiamo le grandi folle, questo ci interessa ovviamente avere la partecipazione, ma deve essere una partecipazione consapevole e questo ci piace molto perché questo vuol dire che allora l'esperienza poi acquista un valore e un senso diverso. Anche i luoghi non sono casuali, no? Anche per la sua scelta, perché sono luoghi un po' del cuore suoi questi. Sono luoghi in cui io ho già camminato, come si dice, perché ho trascorso molto tempo lungo i fiumi, lungo il Piave, lungo il Brenta, lungo il Tagliamento e questo festival che è poi tra le altre cose in collaborazione anche con la Fabbrica del Mondo e con Atlante delle Rive, che è questo progetto che stiamo seguendo assieme a Iole Film e a Marco Paolini, racconta un po' lo stato di salute dei fiumi, a che punto siamo con l'attenzione che dobbiamo avere come singoli cittadini rispetto al tema dell'acqua, che è un tema che ci riguarda sempre di più da vicino, perché comincia a essere qualcosa alla quale ognuno di noi deve pensare, se ne deve occupare, e questo ovviamente trasformato in forma di narrazione. Ci sono spettacoli che abbiamo pensato anche per le famiglie, per i bambini, ci sono degli eventi anche a ingresso libero e gratuito, insomma stiamo cercando di accogliere tutta la cittadinanza, tutta la comunità intorno a questi luoghi, che sono luoghi che vale la pena visitare perché mostrano dall'alto e quindi prendendo la giusta distanza
i luoghi in cui noi viviamo. Molte volte sono montagne bellissime che vediamo però in maniera distratta attraversando il territorio con la macchina, andando a lavorare o facendo altre faccende, però questa volta dall'alto lo si può osservare con molta attenzione. Esatto, e allora torniamo un po' proprio alla partecipazione a questi eventi. Cosa deve fare chi voglia mettersi in cammino con voi, diciamo così? Deve prenotare. La parola prenotazione a volte lo so che è un po' fastidiosa, però per noi è importante perché ovviamente dietro a una prenotazione c'è il lavoro di tantissime persone, sia chi vi accoglie e sia chi vi prepara i piatti meravigliosi che poi potrete assaggiare. Quindi per non sprecare cibo e per fare in modo che l'accoglienza da parte dello staff del festival sia al massimo delle sue possibilità, è bene prenotare e farlo per tempo, in modo che poi noi sappiamo quante sono le persone che dovremmo accogliere, in che modo le dovremmo accogliere, quali sono i luoghi più adatti per poter trascorrere insieme queste serate, e quindi è importante che ci sia la prenotazione. È molto semplice perché ci sono molti strumenti per poterlo fare, chiamando il numero del Teatro del Pane, il 380-3842-008, oppure scrivendo una mail a prenotazioni @teatrodelpane.it, oppure direttamente dentro al sito del Teatro del Pane, www.teatrodelpane.it, si trovano tutte le informazioni per poterlo fare ed è molto semplice. Ecco, c'è un bel programma per venerdì 4 luglio, cominciate in maniera intensa, no? Leggiamo al di là alle 18:30 il benvenuto del coro Valcavasia, poi partono i vostri ospiti e insomma ce n'è per tutti. Sì, abbiamo degli amici che sono già stati al Festival a Giusta Distanza a partire da Massimo Cirri, ma questa volta sarà in dialogo con Lucio Cavazzoni, che è uno dei soci fondatori di Alce Nero, quindi una delle più importanti aziende che si è occupata di biologico negli anni. Lui è stato anche presidente di questa società e ovviamente ha una grandissima esperienza di agricoltura sostenibile, si sta occupando di tantissimi progetti in tutto il mondo e con grande attenzione, ma soprattutto con profonda conoscenza di questo tema, dialogherà con Massimo Cirri. A seguire Marco Paolini ci porterà in questo suo studio per un racconto dedicato al bestiario idrico, quindi si occuperà espressamente del tema dell'acqua. Poi ci sarà questa meravigliosa degustazione e poi con Stivalaccio Teatro faremo una cosa divertente, cioè intorno a un fuoco simbolico, perché accendere fuochi in montagna per fortuna non è possibile, però è un fuoco simbolico, cioè è un luogo appartato rispetto al luogo in cui si sono fatti gli spettacoli fino a poco prima e si entra nel meraviglioso mondo della commedia dell'arte, quindi i lazzi e i buffoni che ci portano a sorridere, a ridere anche del nostro modo di vivere, del nostro modo di essere. Abbiamo sempre bisogno di uno specchio, no, per confrontarci con la realtà. I buffoni in questo caso sono molto adatti. Ecco, tra l'altro sono formule queste di far cultura, di fare teatro, di organizzare eventi che si distanziano molto da quello che siamo abituati a vedere magari, no? nella modernità. Siamo tutti legati a smartphone, a video eccetera, qui si torna a un rapporto diretto. Si ritorna ad un rapporto con il tempo, perché non è di consumo ma è di attenzione e di ascolto, perché mettersi per 50 minuti, un'ora, un'ora e un quarto, un'ora e mezza ad ascoltare contenuti e temi, a volte in maniera anche leggera, molto accessibile, questo ovviamente fa riflettere su dei temi che ci riguardano tutti i giorni. Per esempio, tornando a Lucio Cavazzoni, Lucio è una persona che si occupa sia di agricoltura ma anche di questioni geografiche e politiche, quindi sarà interessante avere un punto di vista suo rispetto alle difficoltà che oggi il mondo sta attraversando, a partire per esempio dalle guerre, no? Massimo Cirri è un'altra persona che ha sempre molto a cuore questi temi, lo stesso Paolini, ma poi anche in tutte le tappe successive c'è sempre qualcuno che avrà modo di raccontarci il lavoro che ha già fatto o anche i lavori che sta pensando di fare su ognuna delle tappe. Io ho chiesto a questi nostri ospiti di portare anche dei lavori di repertorio che fossero adatti ai luoghi in cui saremmo ospiti con gli spettacoli e con gli eventi. Quindi c'è un forte legame tra chi racconta e chi ascolta e il luogo in cui si fa.
Ecco, mi viene in mente che stiamo parlando in questi giorni delle nozze di Bezos a Venezia, diciamo che è un palcoscenico completamente diverso questo. Sì, noi siamo, come dire, l'anticamera di un evento come questo. Io non sono critico rispetto a questi eventi, però dico anche che ovviamente è più umano, è più intenso, è più facile anche da fruire, no? Un evento dove ci si può guardare negli occhi, ci si può conoscere anche tra spettatori e magari da lì nascono dei bei rapporti o delle amicizie, insomma comunque c'è una condivisione emotiva di tutt'altro tipo e questo è quello che ci auguriamo sempre con il festival, insomma. Chiediamo sempre agli spettatori di fare quella piccola fatica che serve per raggiungere i luoghi che sono tutti molto accessibili tra l'altro, quindi si arriva tranquillamente in automobile, si sposta di qualche centinaio di metri dal parcheggio per entrare poi nel paesaggio e nei boschi e nei prati che insomma sono quelli che ci ospiteranno. Sì, esatto, nella natura, un palcoscenico naturale. Senta, l'ultima domanda gliela faccio proprio sul pubblico, lei che ha un rapporto diretto da anni, l'ha visto cambiare in questi anni il pubblico? Com'è il pubblico di adesso? Io penso che sia più esigente, giustamente, perché uscendo dalla logica di cui parlavamo prima, cioè del tutto subito, lo smartphone, il computer e tutto il resto, quando si vuole incontrare lo si fa cercando una qualità di tipo diverso e questo a me piace molto. Io sento un pubblico molto più attento. Perché motivato. Chi decide di staccarsi dal grande flusso dell'informazione o della fruizione molto veloce, molto superficiale, chi decide di fare questo è un ottimo pubblico perché lo fa in maniera molto profonda e cosciente, insomma, quindi lo cerca, lo desidera e quindi quando lo mette in atto lo gode al massimo. È una connessione di tutt'altro genere? Sì, si entra in un dialogo, in un approccio che è completamente diverso. Questo lo può fare il teatro, ma ovviamente lo fa la musica, lo fanno le arti in generale. A me piace molto, per esempio, portare gli autori in luoghi come questi, dove loro possono davvero raccontare tutto un lungo lavoro di ricerca, di scrittura che stanno facendo da anni, tipo Mauro Varotto per esempio, ma anche lo stesso Paolo Malaguti e molti altri. Abbiamo questa collaborazione con Lab Village di Ca' Foscari di Venezia che si stanno occupando proprio espressamente di turismo lento e di connessione tra le comunità che vivono nei luoghi che noi attraverseremo e il turismo che li può incontrare, li può conoscere e ne può trarre beneficio. Quindi tutti questi soggetti chiamati in causa saranno in grado di fare un racconto molto più complesso, molto più ampio di quanto possa fare io adesso sintetizzando, insomma. E i giovani riuscite a intercettarli, sì? Abbiamo fatto delle offerte anche per loro, quindi anche a costi molto vantaggiosi per i giovani, quindi con non il menù completo per esempio, ma abbiamo pensato ad un panino cosiddetto gourmet, ad una birra fresca, abbiamo trovato il modo di agevolarli anche nel prezzo e troveranno tutte le offerte ovviamente nel sito del Teatro del Pane e nei nostri social, però sì, l'attenzione è anche questa perché eviterei il più possibile di parlarci un po' addosso o di dirci le cose sempre tra adulti. È importante che il mondo dei giovani sia presente e lo faccia, ci sono anche fisicamente, ci sono molti giovani artisti che sono stati coinvolti all'interno del festival e quindi stiamo parlando di 15 o 20 persone intorno ai 20, 25, 30 anni che prendono parte agli eventi. Quindi questo è uno sforzo. Un altro sforzo che io cerco sempre di fare è quello di mettere in pratica le cosiddette quote rosa, cioè io penso che un programma teatrale debba per forza avere un dialogo tra i due mondi, maschile e femminile, e perché è giusto avere il punto di vista di entrambe le parti sempre, in qualsiasi argomento, in qualsiasi condizione. Quindi al festival a giusta distanza la presenza femminile è bella corposa. Bene, ci fa piacere sentirlo. Allora grazie a Mirko Artuso, direttore artistico del Teatro del Pane, buon festival. E vi aspettiamo ovviamente. Grazie. E buon lavoro. Grazie. E buon lavoro. Allora regia, noi adesso andiamo a Silea invece, dove ci sarà una manifestazione di tutt'altro tipo dal 10 al 13 luglio, il villaggio delle associazioni, una 4 giorni per far conoscere ai cittadini il mondo, in questo caso del volontariato. 10, 11, 12, 13 luglio sono le date da segnare in rosso sul calendario quando il mondo dell'associazionismo e del volontariato si ritroverà nel villaggio delle associazioni per dimostrare ancora una volta la propria importanza e la vicinanza ai cittadini. In una società sempre più chiusa, dove la solitudine, specie tra gli anziani, aumenta, è importante sapere che c'è chi è pronto a tendere una mano.
regna la paura e questa paura sta devastando le persone. Noi non dobbiamo più aver paura, dobbiamo avere le antenne alte ma anche fidarci del prossimo. Non è che dobbiamo aver sempre paura. Purtroppo è passato questo messaggio e questo è devastante. Noi oggi dimostreremo e anche con questo villaggio che non bisogna aver paura. Oltre 100 realtà del territorio si sono incontrate al Parco dei Moreri per conoscersi e preparare un appuntamento fortemente voluto da Comune di Silea e Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, con il fondamentale supporto dell'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi. Andremo dal culturale al sociale, alle associazioni sportive, associazioni d'arma, abbiamo veramente di tutto, perché l'associazione ha un comune denominatore che è il volontariato. In villaggio troverete proprio le informazioni che una persona avrà bisogno. Non so a chi rivolgermi perché sto male, ho bisogno di un aiuto, verrà qua e noi daremo il numero di telefono per essere aiutate riguardo lo sport, la sanità, la scuola, qualsiasi cosa. Il villaggio delle associazioni sarà ospitato all'interno del parco della storica Festa da Sardea. Troverete musica, troverete buon cibo, ma soprattutto troverete il villaggio delle associazioni. E arrivano invece da uno dei più importanti musei del nord Europa e della Francia le opere che dal 16 ottobre saranno esposte a Palazzo Zabarella a Padova nella mostra Modigliani, Picasso e le voci della modernità. 65 opere di 30 artisti di avanguardia saranno i protagonisti dal 16 ottobre della mostra d'autunno di Palazzo Zabarella. Modigliani, Picasso e le voci della modernità dal Museo LAM segna una collaborazione con un'istituzione chiave sulla scena culturale europea, il Lille Métropole Musée d'Art Moderne, d'Art Contemporaine et d'Art Brut di Lille, nato dal lascito di Geneviève e Jean Mazurel, membri di una nota famiglia di tessitori del nord della Francia. Tra le opere anche quelle lasciate in eredità da Roger Dutilleul, uno dei più importanti collezionisti di Modigliani, e proprio Modigliani con Picasso saranno i grandi protagonisti della mostra. Una grande mostra con i grandi pittori affermati, Picasso, Modigliani, ma anche con altri fenomeni, voglio dire, di movimenti, di avanguardie, incredibile perché è il secolo, il Novecento, che ne ha di più rispetto al passato. Con Modigliani e Picasso, Georges Braque, il fauvismo, Fernand Léger, il tubismo, ma anche Miro e Crépin. Sarà l'occasione per vedere attraverso quindi gli occhi di questi collezionisti che hanno lasciato le opere al Museo di Lille tutta una serie di dipinti, di sculture che ricostruiscono la vicenda delle avanguardie storiche e dell'arte contemporanea in Francia dai primi del Novecento fino agli anni 50 del secolo, passando dal surrealismo all'arte astratta e soprattutto a un'esperienza molto particolare che è quella dell'art brut. L'art brut o outsider art resta un'esperienza che per l'Italia rappresenta quasi una scoperta. Noi ci fermiamo qui, a me non rimane che ricordarvi dopo di noi l'approfondimento legato alla CGIL, parleremo di diritti dei pensionati e dei soggetti non autosufficienti alle 14:30, poi il cinema come sempre, io Daniel Blake, genere drammatico, una pellicola firmata dalla regia di Ken Loach, quindi non perdetevelo. Adesso come sempre le previsioni del tempo. A tra poco.